Il Friuli Venezia Giulia va sempre più verso la zona gialla. L'allarme del presidente della regione Fedriga: dopo la gialla arriva l'arancione, vero pericolo per le imprese. Maxi operazione della Procura di Torino contro le minacce Novax, perquisizioni anche in regione con 2 residenti a Pordenone e un triestino tra i 17 indagati, minacce a Draghi, giornalisti, medici e scienziati. Le Camere di Commercio regionali aprono gli sportelli per le pratiche di ristori per gli ex soci Coop e Cooperative Operaie. Zilli segnale verso i risparmiatori, 17 milioni per 15.000 richiedenti. Livio Duca, che un anno fa aveva assassinato la moglie Marinella Maurella a coltellate, parla in tribunale. Non ricordo nulla, abbiamo litigato, poi mi sono risvegliato ammanettato, insanguinato. Primo stop stagionale per la Cidiata al Massons nella A2 di volley femminile. Mercoledì subito l'occasione di riscatto a Catania, Martignaco vince e si avvicina ai piani alti. A tutti voi buonasera, ben trovati all'appuntamento serale con il nostro telegiornale. Il Friuli Venezia Giulia è dunque a un passo dalla zona gialla. A confermarlo dopo le anticipazioni dei giorni scorsi di Telefriuli del presidente della regione Massimiliano Fedriga. I numeri in costante aumento dei ricoverati in terapia intensiva e nelle aree mediche porteranno in pochi giorni la nostra regione a sforare i parametri fissati dal governo e, dice Fedriga, la zona gialla è solo il primo passo. Il vero pericolo per le imprese è un eventuale passaggio in zona arancione. I dati relativi all'andamento del Covid: si sfiora il limite del 15% dei ricoveri nelle aree mediche, del 10% nelle terapie intensive, rendono quasi inevitabile il passaggio alla zona gialla. Io penso che in zona gialla come regione ci andremo. Devo dire che è un'area dove non mi preoccupano le misure in sé. Mi preoccupa ovviamente per l'aumento di contagi e ospedalizzazioni, ma soprattutto per la tappa successiva è la zona arancione. In quel caso sarebbero danni enormi all'economia, a dei settori imprenditoriali che hanno battuto e combattuto la crisi. Fedriga ha le idee chiare per quanto riguarda il lockdown deciso dall'Austria per i non vaccinati. Nel caso in cui dovessimo andare verso una zona arancione, da zona arancione in su, penso che il prezzo delle chiusure non le possano pagare i vaccinati. Ormai sono dati evidentemente oggettivi che le vaccinazioni funzionano, sono efficaci, sono sicure, e c'è qualcuno che purtroppo, facendo circolare molte menzogne, allontana una fascia di popolazione, seppur minoritaria ma importante, dalle vaccinazioni stesse. Questo è un errore grave. Le manifestazioni contro il Green Pass vedono una considerevole diminuzione di partecipanti. Io mi auguro che tanta gente capisca che qui non c'è qualcuno che vuole come ho sentito dire drammaticamente, far controllare le persone dagli UFO con le vaccinazioni. Sembra una battuta, ma è così, l'hanno detto in una manifestazione nella nostra regione. Siamo in una situazione un po' particolare. C'è qualcuno che invece ai medici insegna come si danno le medicine, come si cura. Quando uno va in ospedale si dice al medico come deve essere fatta l'operazione. Qua stiamo passando al delirio che mette a rischio prima di tutto se stessi. Per quello veramente l'appello che faccio ai cittadini: torniamo in un alveo di razionalità e di buonsenso. Intanto da oggi l'Austria è in lockdown per i non vaccinati, che sono circa 2 milioni. Il cancelliere austriaco Alexander Schallenberg ha detto che la situazione è grave e che è necessario aumentare il tasso di vaccinazione, definendolo vergognosamente il più basso. Non facciamo questo passo a cuor leggero, ha spiegato, ma purtroppo è necessario. In Austria circa il 65% della popolazione è completamente vaccinato contro il Covid ed è uno dei tassi più bassi dell'Europa occidentale. Tornando nella nostra regione, sono in aumento intanto i ricoveri nelle terapie intensive del Friuli Venezia Giulia, appunto, che salgono a 23, sono invece 158 ricoverati in altri reparti. 2 le vittime, una 95enne di Monfalcone e una 85enne di Gorizia. 379 i nuovi contagi, da 3.158 tamponi molecolari, l'11,24% e quasi 6.470 i test rapidi.
altri 7 i contagi tra dipendenti delle aziende sanitarie, 4 i casi tra gli operatori delle case di riposo e 6 tra gli ospiti, tutti in area giuliana. Sono oltre 4.800 infine le persone in isolamento. E tra i 4 capoluoghi della regione solo Pordenone presenta una situazione dei contagi abbastanza contenuta. Sempre male invece l'andamento in area giuliana. A Trieste ad esempio negli ultimi 7 giorni sono emersi il quadruplo dei casi rilevati nello stesso periodo a Udine. Nell'ultima settimana le nuove positività al coronavirus rilevate a Trieste sono 4 volte quelle emerse a Udine. A dirlo il nuovo aggiornamento della mappa dei contagi fornita ieri dalla Protezione Civile regionale. Se nel capoluogo friulano le nuove infezioni sono state 65, nel capoluogo regionale si contano ben 293 casi in più. 235 le persone attualmente positive nella città del Tiepolo, 1805 invece nella città diventata il simbolo della lotta No Green Pass. Peggiora la situazione anche a Gorizia, che vede aumentare a 171 i contagi, mentre 7 giorni fa erano 122. Situazione apparentemente sotto controllo a Pordenone. La città Surnoncello conta infatti solo 71 casi rispetto ai 51 del 9 novembre scorso e risulta attualmente il capoluogo con la minor diffusione del virus SARS-CoV-2. Rispetto a 7 giorni fa, la situazione non migliora nell'ex provincia giuliana. 102 i casi presenti a Muggia, erano 87 una settimana fa, 64 a Duino Auresina, 39 a Sgonico, 58 a San Dorigo della Valle, 16 a Monrupino. Schizzano i contagi anche a Monfalcone, con 106 infezioni rispetto alle 67 di 7 giorni fa. Sotto controllo infine l'andamento nel resto della regione. Complessivamente, la quarta ondata Covid in Friuli Venezia Giulia presenta ancora tutti gli indizi del duro inverno che ci apprestiamo ad affrontare. 3 persone perquisite a Trieste e Pordenone nell'ambito dell'indagine della Procura di Torino sui gruppi Telegram Novax e No Green Pass. 2 residenti a Pordenone e un triestino figurano tra le 17 persone indagate dalla Procura di Torino per istigazione a delinquere con l'aggravante dell'utilizzo di strumenti informatici e istigazione a disobbedire alle leggi. L'indagine nasce da un gruppo Telegram, ora chiuso, Basta Dittatura, dove i soggetti indagati attaccavano il Premier Mario Draghi, rappresentanti del governo ma anche forze dell'ordine, medici, scienziati, giornalisti e altri personaggi pubblici accusati di asservimento e collaborazionismo con la dittatura in atto. La Digos del capoluogo piemontese, in collaborazione con la polizia postale e con i distaccamenti di altre 15 città, tra cui appunto Trieste e Pordenone, ha eseguito diverse perquisizioni nel corso delle quali sono state trovate una tanica di acido, un passaporto nazifascista e poi coltelli balestre e altri oggetti atti ad offendere, a istigare soprattutto una coppia di Torino che avevano come obiettivo quello di rendere ancora più radicale la protesta. Alcuni degli indagati risultano già noti alle forze dell'ordine con precedenti anche gravi come furto, rapine ed estorsione o spaccio, altri invece sono incensurati e travolti dall'odio online senza capirne appieno i rischi. Il presidente della regione Massimiliano Federica ha detto di voler aspettare comunque l'esito delle indagini, ma per avere una testimonianza di quanto questa fetta assolutamente minoritaria di individui sia aggressiva, ha detto, basta guardare le mie pagine sui social dove chi la pensa in modo diverso da questo estremismo negazionista viene attaccato, offeso e minacciato. Si sono aperti questa mattina gli sportelli delle Camere di Commercio di Pordenone, Udine e della Venezia Giulia per i ristori legati alle cooperative operaie e alla COPCA. Sono 17 milioni di euro di fondi regionali messi a disposizione. Sono all'incirca 15.000 i corregionali coinvolti nei crack di COPCA e delle cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli. A loro la Regione, con un accordo firmato 3 settimane fa, aveva indirizzato 17 milioni di euro, incaricando le Camere di Commercio regionali di creare una vera e propria filiera per erogare questi ristori. E oggi, dopo la firma tra l'assessore regionale Zilli, i presidenti Giovanni D'Apozzo per Pordenone e Udine, Antonio Paoletti per la Venezia Giulia, si sono aperti gli sportelli dedicati. Lì gli ex soci possono per 90 giorni presentare la documentazione per ricevere l'indennizzo, fissato nel 10% per i prestatori di cooperative operaie e nel 25% per quelli di COPCA, per arrivare, insieme alle spettanze ammesse dai liquidatori, a coprire rispettivamente l'88% e l'89% delle perdite totali. Mentre per le sedi di Udine e Pordenone della Camera di Commercio l'ingresso è libero, per la sede di Tolmezzo, dove si concentra la maggior parte dei creditori di COPCA, sarà da rispettare l'ordine indicato nel calendario pubblicato sul sito camerale. Sul sito dell'ente, così come su quello della Venezia Giulia, è presente tutta la modulistica necessaria.
E soddisfazione per l'avvio delle procedure è stata espressa da parte dell'assessore regionale Zilli. Noi volevamo dare un segnale in termini di aiuto sociale per questa piaga che ha coinvolto anziani, famiglie, e siamo convinti che con questa dotazione finanziaria riusciamo, assieme ai proventi delle liquidazioni, ad arrivare a buoni risultati per quanto attiene il recupero delle somme, tant'è che siamo all'87% per cooperative carniche e all'87-88% per cooperative Trieste. Quindi crediamo che il segnale sia importante e l'invito che faccio è a presentarsi per fare domanda oppure formalizzarla attraverso PEC. Il modello è molto semplice e non ci sono adempimenti burocratici eccessivi. Una storia dolorosa, 100 anni di storia sia per la Carnia che anche per le cooperative operaie Trieste, finita in modo che sappiamo benissimo inglorioso, con la Camera di Commercio su sollecitazione della Regione che ha messo a disposizione circa un 16-17 milioni di risorse, andrà a essere il soggetto liquidatore a questi sfortunati che sono caduti dentro in questo pasticcio. Non ricordo di averla accoltellata, è un passaggio della testimonianza oggi davanti alla Corte d'Assise di Udine di Livio Duca, accusato dell'omicidio della moglie ad Aquileia. Mia moglie disse che volevano ricoverarmi perché ero matto, poi il buio totale. Sono disposto ad andare sotto ipnosi per capire cosa è successo. Livio Duca non ricorda nulla della coltellata che il 22 settembre 2020 ad Aquileia provocò la morte della consorte Marinella Maurel e della quale è accusato. Con la deposizione dell'imputato davanti alla Corte d'Assise del Tribunale di Udine, oggi si è conclusa la fase istruttoria del processo a carico del 67enne. Quella mattina, ha testimoniato Duca, mia moglie mi fece provare 3 pigiama nuovi. Le chiesi perché e lei rispose che mi ricoveravano perché ero matto. Salì in camera mia, poi non ricordo più nulla, solo che mi ritrovai seduto, insanguinato e ammanettato dai carabinieri a pochi metri da Marinella, distesa ferita sul prato. L'imputato ha raccontato che nei 4 mesi precedenti era convinto di essere finito nel mirino della Guardia di Finanza e che i vicini avevano installato 3 telecamere per spiarlo. Spiegavo la situazione, ha continuato l'uomo, a mia moglie e mio figlio, ma loro mi prendevano in giro. Alcuni giorni prima Marinella mi disse che l'avevo stufata e mi piantò le unghie sul volto. Era la prima volta che era così aggressiva. Una situazione questa maturata durante il lockdown, periodo nel quale lui, quasi astemio, cominciò a bere vino e vodka. Solo 6 giorni prima della tragedia l'imputato si fece prescrivere dal medico di fiducia benzodiazepine per poter dormire. Duca comunque ha negato che loro vivessero separati in casa. Dormivano in camere diverse, ognuno coi suoi cani, perché lei non sopportava il suo rossare e lui il suo odore da fumatrice accanita. Durante l'udienza ha testimoniato anche il medico legale, per il quale la coltellata fu inflitta mentre assassino e vittima erano uno di fronte all'altro. Il medico ha infine affermato che il coltello serramanico che Duca custodiva in camera da letto è compatibile con la ferita mortale. E prima udienza in Corte d'Assise a Udine del processo per l'uccisione di Aurelia Laurenti da parte del compagno Giuseppe Forciniti. Il femminicidio venne a Roveredo in Piano il 25 novembre del 2020, proprio nella giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. È cominciato questa mattina, davanti alla Corte d'Assise di Udine, il processo a carico di Giuseppe Forciniti, l'infermiere di 34 anni che il 25 novembre 2020 accoltellò a morte la compagna Aurelia Laurenti, di un anno più giovane, colpendola con una ventina di fendenti al collo durante l'ennesima lite nella loro villetta a Roveredo in Piano. Durante la prima udienza il PM pordenonese Federico Facchin, il difensore dell'uomo, l'avvocato Ernesto De Toni del Foro di Padova e l'avvocato Antonio Malattia, legale della famiglia Laurenti e dei 2 figli della coppia di 4 e 9 anni, hanno discusso delle prove e dei testimoni da ammettere al processo. Nel complesso, le parti hanno chiesto la deposizione di un centinaio di persone. La prossima udienza è prevista per la prima settimana di dicembre. C'è stato un incendio nel pomeriggio a Mossa, riguardato una fabbrica dismessa e potrebbero esserci anche sostanze tossiche, per cui ci sono dei timori per la salute pubblica e ci sono state delle polemiche da parte del Movimento 5 Stelle. Vediamo. Una vecchia fabbrica dismessa, la ex Bertolini, è andata in fiamme nel pomeriggio a Mossa. Una grande colonna di fumo nero, visibile da una quindicina di chilometri di distanza, si è alzata poco prima del tramonto. Nell'immobile, secondo alcune ipotesi, vi erano anche materiali tossici.
L'area era stata posta sotto sequestro dopo la scoperta di tonnellate di rifiuti stipati abusivamente all'interno del capannone. La zona è tuttora presidiata dai carabinieri e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gorizia e Monfalcone. C'è grande preoccupazione per la salute della popolazione. Ci auguriamo vengano effettuati i dovuti controlli per garantire la sicurezza di tutti, ha affermato la deputata del Movimento 5 Stelle Sabrina De Carlo. Pochi giorni fa, ricorda la portavoce, il sindaco di Mossa, Emanuele Russian, dopo le sentenze di condanna, aveva auspicato la rimozione dei rifiuti presenti nel capannone. Un'operazione che, secondo la prima cittadina, spetterebbe alla regione. Ciò che inquieta, conclude De Carlo insieme ai consiglieri regionali, è che quei rifiuti siano rimasti lì anche dopo il blitz dei carabinieri, avvenuto a marzo 2019. Sul posto ARPA, nucleo NBCR dei Vigili del Fuoco e nucleo investigativo del Comando dei Carabinieri di Gorizia, comandato dal maggiore Federica De Leonardis. Paura ma nessun ferito. Questa mattina nella galleria Tors nel comune di Rigolato lungo la regionale 355, proprio mentre era nel tunnel, infatti un tir ha perso un carico di grossi tronchi di legno e il rimorchio si è ribaltato. 3 ragazzi feriti, di cui 2 minorenni, è il bilancio di un incidente stradale che è avvenuto ieri sera a Porcia. Il giovane al volante di un'auto ha perso il controllo e la macchina si è cappottata in un campo. Uno dei 3 occupanti è rimasto ferito, non è in pericolo di vita, meno gravi gli altri 2 giovani sul posto, i vigili del fuoco e i carabinieri di Pordenone. E c'è stato un incidente questa mattina all'alba a Trieste che ha riguardato un camion della nettezza urbana e un'auto della polizia. È caduto tra via Carducci e piazza Goldoni. Sono intervenuti i vigili del fuoco per la rimozione dei mezzi. Nonostante l'impatto sia stato violento, non ci sono stati feriti. Arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minaccia aggravata. A finire in carcere un 28enne di Pasian di Prato, bloccato dai carabinieri di Mortegliano dopo l'allarme che è stato lanciato dalla convivente di 21 anni, picchiata al volto e minacciata di morte dall'uomo, anche alla presenza dei militari. Cellulari e tablet rubati a Savona in mezzo a calzini e biancheria intima in una valigia. Un cittadino rumeno di 47 anni stava fuggendo con la refurtiva a bordo di una corriera, ma è stato scoperto e arrestato dai carabinieri nei pressi di Fernetti. Era ricercato per un ordine di carcerazione della Procura della Repubblica di Savona. Si accingeva ad attraversare il confine provenendo dalla Liguria. Dovrà scontare 8 mesi di carcere per violenza pubblico ufficiale, lesioni personali e ricettazione. Nel 2018 era stato protagonista di un rocambolesco inseguimento, nel corso del quale aveva lanciato la propria bicicletta contro le forze dell'ordine. Inaugurato il 44esimo anno accademico dell'Università di Udine, che riprende lezioni e attività in presenza. La cerimonia si è tenuta al Teatro Nuovo Giovanni da Udine con la consegna della laurea d'onore al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Franco Gabrielli. Il 44esimo anno accademico dell'Università di Udine si avvia all'insegna della ripresa della didattica in presenza. Con le aule di nuovo piene, speriamo possano continuare a rimanere così, e con il recupero del tutto il rapporto che possiamo avere fra gli studenti e i docenti. Di nuovo torniamo ad avere una realtà universitaria vera. Posizionarsi in modo distintivo nel sistema universitario nazionale senza rinunciare allo stretto legame con il territorio che l'ha voluta fortemente, ha detto ancora Pinton, è il nostro obiettivo, concetto ripreso dal sindaco di Udine Pietro Fontanini, che ha auspicato l'arrivo al più presto di finanziamenti per gli investimenti previsti dall'Ateneo, soprattutto in area medica. La cerimonia è stata caratterizzata dalla consegna della laurea honoris causa in comunicazione multimediale e tecnologie dell'informazione al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Franco Gabrielli, che nella Lectio Magistralis ha parlato di resilienza agli attacchi informatici e del ruolo dell'Agenzia per la sicurezza cibernetica voluto dal governo per costruire una cultura della sicurezza. Dal canto suo, il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, ha rimarcato la necessità di un'adeguata alfabetizzazione anche scientifica dei cittadini, oltre agli investimenti nelle istituzioni vocate alla ricerca e alla formazione per determinare un futuro di salute e benessere per le comunità. L'economia con un terzo trimestre del 2021 in ripresa. Scongiurato il crollo degli occupati, merito di vaccino e Green Pass, il punto è stato fatto questa mattina nella sede della Regione a Udine.
Strada della ripresa sembra ormai avviata, più 2,6% la variazione a settembre con un outlook a fine anno di 6,1%. Scongiurato il crollo degli occupati, 105.000 le nuove assunzioni nel terziario in 9 mesi. Quindi le imprese evidenziano una ripresa, non è omogenea ma c'è. Secondo, il sentiment positivo, si guarda avanti con una certa fiducia. Terzo, valutazione positiva sul Green Pass, perché è stato ed è lo strumento, almeno come ci è stato presentato, per continuare a fare le nostre attività, quindi per mantenere aperto. Valutazione positiva sugli strumenti messi in atto dalla Regione e ultimo, aumento dell'occupazione nel settore del terziario. L'89% degli imprenditori del terziario in Friuli Venezia Giulia, più 7 punti negli 11 mesi, considerano efficaci le misure adottate a contrasto dell'emergenza dal punto di vista economico. Dobbiamo ringraziare appunto la scienza, dobbiamo ringraziare i vaccini, dobbiamo ringraziare i Green Pass. I dati che ci sono stati presentati oggi sono dei dati molto importanti che fanno vedere dei comparti, il terziario, i servizi in forte crescita, anche il mondo del turismo, quindi un Friuli che ridiventa uno di quelli dei motori principali dell'economia del nostro paese. Oltre 100 nuove assunzioni in 4 anni e investimenti raddoppiati per la sostenibilità sono alcuni numeri di Pezzuti Group, specializzato in materie plastiche, sostenuto dalla finanziaria regionale Friulia. Friulia ancora al fianco di Pezzuti Group, azienda pordenonese insediata all'Interporto e importante player del mondo della plastica con 4 stabilimenti e 2 centri logistici per un'area totale di 50.000 metri quadrati. La finanziaria regionale, in visita oggi con la presidente Federica Seganti, affiancata dal governatore Massimiliano Fedriga, è partner fisso dell'azienda, nata nel 1966. Noi abbiamo investito 5 milioni di euro su un'azienda che oggi come oggi conta 300 dipendenti più tutto l'indotto, un fatturato che sta raggiungendo e traguardando i 100 milioni di euro, ma con prospettive di crescita negli ultimi anni e il futuro di crescita per i prossimi assolutamente straordinari. Gli investimenti di Friulia hanno consentito all'azienda di essere sempre più sostenibile, aumentare del 30% il fatturato e di assumere oltre 100 persone. Noi dobbiamo ringraziare Friulia che ci ha seguito in un progetto di sviluppo iniziato nel 2018 assieme agli istituti bancari, dove noi abbiamo deciso di andare sulla sostenibilità. Quindi abbiamo puntato molto sull'unità non solo di prodotto ma anche sostenibilità dal punto di vista del processo. Abbiamo fatto un percorso assieme e Friuli è stata sicuramente un booster in questo sviluppo. La Dynamic Technologies di Atimis ha annunciato 50-60 esuberi tra lavoratori e sindacati. C'è forte preoccupazione sulla tenuta industriale del sito. FIM, FIOM e WILM hanno organizzato per domani un presidio davanti allo stabilimento che occupa oltre 170 addetti e le RSU aziendali hanno proclamato 8 ore di sciopero. Ad alimentare ulteriormente la preoccupazione l'esistenza di un sito produttivo ungherese che dicono i sindacati la fotocopia di quello friulano e dove vengono dirottati in maniera sempre più costante macchine e prodotti dallo stabilimento di Atimis. Andiamo a Monfalcone dove con 0 casi in casa di riposo riapre il centro diurno per gli anziani. Dopo mesi di stop dovuto alla situazione di emergenza sanitaria da Covid-19 ha riaperto il centro diurno. La struttura che ospitava 16 anziani prima della pandemia era stata chiusa a marzo 2020 proprio in corrispondenza del cosiddetto primo lockdown decretato a livello nazionale. Da quella volta né associazioni né parenti né tantomeno l'ambulatorio distrettuale avevano potuto accedere alla struttura. La struttura della residenza protetta, tra l'altro, è attualmente Covid-free nonostante i casi in salita e alcuni focolai in vicine strutture simili. Il centro diurno svolge l'attività da lunedì al sabato compreso 8:30-17:30 nella palestra della residenza, dove è stata creata un'ala completamente autonoma per consentire la massima sicurezza di spazi non promiscui con i residenti. Sparisce il grande parcheggio di fronte al lago superiore di Fusine, lo ha deciso il comune di Tarvisio. Niente più mega posteggio auto fronte lago a Fusine. Il comune di Tarvisio infatti, d'intesa con la regione, ha deciso di riorganizzare gli spazi di parcheggio per permettere al turista di godere appieno della vista dello specchio d'acqua, quello superiore.
Le nuove aree per le auto, spiega l'assessore all'ambiente e alle foreste Mauro Zamolo, saranno concentrate in spazi più piccoli e più nascosti, meno impattanti. La più grande avrà una capienza di 60 vetture. Il progetto sarà portato a compimento per l'avvio della stagione estiva 2022. A primavera andremo a intervenire anche per la sistemazione della passeggiata in legno fronte lago, il primo in questo caso, per evitare che i turisti camminino sulla strada. C'è infine un terzo cantiere in programma, ma che prenderà avvio alla fine del prossimo anno, quello del completamento e dell'allacciamento delle piste ciclabili. Buono il bilancio della stagione 2021, oltre 30.000 i turisti che hanno visitato i laghi in linea con il trend dell'anno precedente. Da qui la scelta di investire in questa zona del Tarvisiano da parte del Comune e della Regione. Creare sinergie tra le eccellenze del territorio è uno degli obiettivi di Mani Friulane, progetto che si è presentato nella sede della Regione a Udine con una serata evento dedicata ai diversi volti del talento, tra questi anche quello imprenditoriale e manageriale, con una tavola rotonda tra tre big come Gianpietro Benedetti, Enzo Cagnero e Gabriele Lualdi. Una serata omaggio alle eccellenze della Regione, perché l'obiettivo del progetto Mani Friulane è proprio questo: creare sinergie e valorizzare le eccellenze del territorio ed essere non solo portatori di valori ma anche di bellezza. Tutto nasce da un quadro della pittrice Stefania Zanutta che si richiama all'enologia e che ha ispirato articoli di moda realizzati con materiali made in Friuli dall'imprenditore artigiano Gianni Lerussi. A loro si sono uniti l'esperta di comunicazione Lisa Sgrazzutti e l'enologo Paolo Valdesolo, e in collaborazione con Regione, Confartigianato e Confcommercio i quattro hanno organizzato una serata evento intesa come tributo ai diversi volti del talento friulano in diversi settori. In apertura il commosso e toccante ricordo di Alessandro Talotti, dall'inizio vicino al progetto. Poi sono andati in scena il pianista di Maniago Luca Buosi, compositore di colonne sonore, l'imprenditore Carlos Veloso dos Santos, titolare di Amorim, azienda produttrice di tappi in sughero, che ha raccontato perché ha creduto in questa iniziativa. E ancora un saluto al comandante uscente del secondo stormo dell'aeronautica Marco Bertoli, l'omaggio alle opere Orafe di Clarice Mazzola, del ceramista Racu Luciano Beltramini, le riflessioni sull'emigrazione nel libro Friulaut di Massimo Deliva. Un applauso anche a Marco Orli, tra i 25 studenti più meritevoli d'Italia. Cuore della serata, un confronto tra Gianpietro Benedetti, presidente del gruppo Danieli, il dirigente sportivo Enzo Cagnero e il fondatore della Lima Corporate Gabriele Lualdi, moderati dal co-direttore del Messaggero Veneto Paolo Mosanghini. Lo sport con la pallavolo femminile in A2, una giornata dal sapore agrodolce per le regionali, con il primo stop per la CDA Talmassons, una vittoria rotonda invece per il Martignaco che si avvicina alla vetta, e mercoledì è subito il tempo di scendere di nuovo in campo. Parleremo di questo tra poco a Sport FVG, con una pagina anche dedicata alla situazione sulle panchine dei dilettanti, e parleremo anche della quinta vittoria consecutiva della UEB Gesteco Cividale, dopo le previsioni del tempo. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale, buona serata su Telefriuli.